C'era sempre qualcuno che diventerà confinante di una provincia autonoma e che chiederà di andare via. All'indomani del voto del Senato che dà il via libera, 10 anni dopo la consultazione referendaria, al passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, la maggior parte dei comuni di confine scalda i motori e se arriverà il sì anche dalla Camera comincia a pensare concretamente a fare le valigie verso lidi più favorevoli, leggi, regioni autonome. Un desiderio che accarezzano non solo quei 17 comuni veneti che attraverso un referendum già si sono espressi per il cambio di regione, dalla Monna ad Asiago a Cinto Caomaggiore, ma anche altri territori di confine della Marca Trevigiana che guardano con desiderio oltre Livenza, da Fregona a Porto Buffolè. Ed il rischio che il caso Sappada inneschi un effetto domino di fuga dal Veneto pare sempre più concreto, aspetto che getta benzina sul fuoco della campagna referendaria per l'autonomia del Veneto. Se non hai l'autonomia te la vai a cercare. Lo dimostra la Catalogna, no? Se non hai l'autonomia te la vai a cercare. Questi comuni, se avessero un Veneto autonomo, non avrebbero mai pensato di andare da altre parti. La verità è che noi dobbiamo fare il Veneto autonomo. Non accadrà, per carità. Accadrà allora che tutti se ne andranno, anche il Veneto se ne andrà e finirà che Bolzano avrà lo sbocco al mare. Rincara la dose Simonetta Rubinato, da sempre sostenitrice delle istanze autonomiste del Veneto. Se il referendum del 22 ottobre era un'opportunità, dice la deputata del Partito Democratico, ora, dopo il voto del Senato su Sappada, diventa una necessità per evitare la disgregazione del Veneto. Quantomeno ci sono altri 17 comuni del Veneto che hanno già votato per staccarsi dal Veneto ed andare o in Friuli o in Trentino Alto Adige. Una risposta va data anche a questi. A mio parere questo effetto slavina, lo dico da tempo, si può fermare soltanto con il riconoscimento del Veneto autonomo.